Ok, ci siamo, andiamo di operazioni preliminari. Andiamo di operation preliminari. Allora. Siamo tornati finalmente, pronti a dominare la scena. One moment, lo sapete che il Cume con le operazioni preliminari ha scritto pagine indimenticabili. Ecco, pronti. Ciao Bartolucci, Beckham, Bucci, Giangrosso, Francone, tutta gente meravigliosa. Eccolo qua, Pole Mangai, Gigi Palla, perché dove c'è Gigi c'è casa, lo sappiamo. Ragazzi, sono col monitor nuovo, ho preso un monitor da 4K dell'Asus molto buono, però ho bisogno di un cavo, quindi adesso diciamo una risoluzione non massima. Spero non sia un problema, perché veramente devo prendere un cavo che mi permette di aumentare gli hertz, che non neanche conoscevo, si chiama DisplayPort, non lo conoscevo insomma. E quindi ecco, spero non sia un problema, teoricamente siamo a 2005 per 1004, deve vedersi addirittura meglio comunque rispetto a prima. Dopo non so però che qualità dello streaming comunque è sempre quello, quindi non so se si vedranno differenze, però vabbè insomma. E purtroppo la patch di Heyman non è completa, però non mancano secoli per PES 18. Quindi non so se stai zitto. Ciao Sidotti, ciao Alessandro, Daniele Andrew, Bertolucci, Francesco Borgia. Ecco maestro, apposai maestro Bochiseo. No, non nevica. No, oggi non c'è l'intervista. Direi di partire subito. Mancano praticamente dove ci sono le squadre Altra Europa, ci sono 6 squadre fake, più mancano tutte quelle sudamericane insomma degli altri campionati, ecco. Va bene, schema di gioco. Vediamo un attimo. Mettiamo Alamos per Pintus, Giangrosso non è molto in forma, mettiamo Dark e per il resto va bene così. Ecco Mencarelli. Vai. Continuiamo così in campionato, però c'è purtroppo c'è Mencarelli che rompe i maroni, il piccolo Menca. Uomo curioso il Menca. Ci siamo quasi, fra poco Vai. inizierà la partita. La partita di oggi è tra Udinese Vai e ragazzuoli. Venezia. Benvenuti da Fabio Caressa, qui con me per il commento. Cioè io vedo molto meglio col monitor nuovo, voi chiaramente non parte penso non mia. ci siano Speriamo differenze di per vedere una voi. partita interessante. Però io ne vedo moltissime anche su PES 17. PES 18 comunque lo sto giocando un po' intanto da solo, sto facendo un'area divisa con l'Ajax e devo dire che è comunque un bel gioco ragazzi, cioè non dobbiamo essere troppo diciamo di parte con FIFA. FIFA ha veramente tante schifezze e PES ha tante cose belle. Vabbè, adesso pensiamo solo al nostro calcio. Alamos, Alamos, Alamos. Attenzione il Bode subito! E il Bode punisce su assist del Cavaliere dell'Apocalisse. Subito Questo è gol. un colpo di testa da manuale. La coordinazione Ecco Alisbeck, perfetta e Uguccioni. l'impatto con il pallone preciso. Niente da fare per il portiere. No, Michelotto, ti tengo, dai, ti perdoniamo il brutto errore. Anzi, i brutti errori della Lazio. Te li perdoniamo, Miche. L'Udinese ha prevalso l'ultima volta che queste due squadre si sono incontrate e i tifosi oggi si aspettano un'altra vittoria. Dai ragazzuoli, bravissimo. Apicella che ci manca tantissimo. Il nostro Api. Ha mostrato una gran classe, un'autentica parata distinta. Ci manca il nostro Bode. Sceglie di battere corto. Widmer. Occhio alla conclusione. Ottima la coordinazione, grande velocità. Il tiro però non è andato a buon fine. È in grado di imprimere grande potenza al pallone anche senza rincorsa. Vai ragazzi. Certo, la difesa gli ha concesso troppo spazio. Dai, Kume, il Kume prova a lanciare il Bode. Terence. Guy, mamma Guy, voglio il gol di Guy, lo pretendo il gol di Guy.
l'Udinese. Che abbiamo cominciato bene. Gai, bravissimo Gai, leggermente lunga, il rumeno non ce la fa. Soprattutto alla tattica scelta dall'allenatore. Nel calcio è Dai, inevitabile ragazzuoli, che però. ogni decisione dell'allenatore venga passata ai raggi X, esaminata e spesso criticata. In effetti però non condivido alcune delle decisioni. Ma attenzione, ancora il Bode scatenato. Oggi il Bode prova a metterla in mezzo per nessuno. Forse era meglio tirare, cacchio. Speravo in Eyman da fuori. Matos, questa palla è per lui. Dai che lo voglio, sto scudetto. Ce lo stiamo meritando per il momento, anche se quella un pareggio con la Lazio fa ancora male. Michelotto. Gai. Prova la giocata nello spazio. Ah. Terence. Attenzione Gai. Dai, piccolo Gai. La prende piena. Ma Gai ci prova, va bene, va bene, va bene. Ecco Pep, ciao Pep. Riceve un pallone interessante. Vuole la profondità. Occhio. Dai Gai. Prova il filtrante. Vai Rumenone, vai Rumenone, vai Rumenone, il rumeno. Il rumeno. Gioca in aria. Ancora per il Bode di giustezza. Non ci credo, dopo se la mangia però. Un contropiede molto ben gestito, ma la conclusione è stata deludente. Gai. Il Bode ancora e ancora salvataggio. Spazza via. Mamma mia, il cavaliere dell'Apocalisse, che tiro. Gai ancora. Stavolta c'è il Kume. Ha segnato. Su assist di Gai, grandissimo inizio, mamma mia. Grande Kume, grandissimo assist di Paul Francis for Coppola Gai. Preciso del compagno. Guardiamolo perché è veramente bello, eh. Preciso ed efficace. La traiettoria Guardate Gai, subito attack e il Kume svetta, gol. Ciao Tommaso Cesca. 2-0 dunque. Sull'1-0 la partita era apertissima, ora possono permettersi di controllare. Inizio veramente morbido, speriamo di farle tutte così oggi. Prova il traversone. Pallone Bartolucci, intercettato bravo. tempestivamente. L'azione poteva diventare davvero pericolosa. Passaggio in avanti. Dai raga, dai, Cerca però. spazio. Sulla fascia. Attenzione. Prova la giocata No, nello spazio. Matos, grandissimo mito, poi però c'è il gol. Cerca la rete. Prendiamo subito il 2-1, peccato. Bellissima. Dormita general, dormita general. Soprattutto psicologicamente. Il portiere non è riuscito a bloccare e allontanare questa palla e l'autore del gol non si è lasciato sfuggire l'occasione. Il portiere con il suo errore ha favorito il gol. Adesso deve cercare di Non me l'aspettavo sto gol al primo tiro, con la cazzo. testa in partita. Gai. Gai. Comincia con un solo gol di scambio. Gai. Questo gol Bravissimo riaccende Gai per il rumeno. Ora faranno tutto Il il rumeno possibile l'appoggia per il per Bode. No, ancora gol mangiato dal Bode su assist geniale del rumeno. Non può creare problemi al portiere. Sfortunato oggi il rumeno per gli assist. Michelotto, mamma mia, vorrei riscattare Michelotto. Una partita con la Lazio dalle 1000 delusioni. Il cavaliere dell'Apocalisse. Il cavaliere. Ancora il Kume. Dove la tira? Non so se... È stato un bel primo tempo. Primo tempo che si chiude con il punteggio di 2-1. Vai. Dai ragazzuoli. Si parte per Seconda frazione con un Michelotto in grande spolvero. Non ha toccato un pallone ma mi piace. Perché è bello come corre Michelotto. Attenzione il Bode per Veneziano. Mamma mia il Kume subito! Che gol mangiato ragazzi ancora. Stiamo giocando bene ma ce ne mangiamo troppi. Ah. La mette sulla sinistra. Ocio. Cerca di sfruttare lo spazio sulla fascia. Ha spazio sulla Ocio fascia. ragazzi. E passa. Ocio. No, state attenti perché rischiamo anche la È beffa, incredibile che ci sia arrivato. Sembrava un gol fatto. Salgono Rischiamo con anche il molti più beffone uomini in questo atroce. inizio di secondo tempo. Sanno che è un momento decisivo della partita. Ocio.
Cerca Bravo, Cume per il rumeno, vuole l'assist il rumeno, bellissimo, sfortunato il Cume gol. Il Cume non la sbaglia 2 volte. Stiamo giocando bene, stiamo giocando bene. Ecco cosa succede a lasciare spazio in area a un giocatore come lui. Ma perché nessuno l'ha marcato? La difesa poteva fare molto, molto meglio. Buono, buono, un buon 3-1, stiamo attenti in difesa. Allungano Ocio. le distanze con questo gol. Chissà se cercheranno Niente, di in segnarne difesa un facciamo altro. cagare i morti, però 3, ma subito, ma subito. Gol di grande opportunismo, sfruttando il flipper che si era creato. Questo è quell'intuito che ti fa capire prima dove finirà il pallone. È una dote fondamentale in Che area di palle, oh. C'è solo un gol adesso a separare le due squadre. Dovevano segnare prima Terence. possibile in questo secondo tempo e l'hanno fatto. Il Cume! Ora devono Mamma puntare mia. al pareggio. Ciao Federico Bray. Abbiamo una difesa, ragazzi. Gai. Prova a saltare il centrocampo. Il Bode. Ah, La palla peccato. viene respinta. Stiamo attenti, questa partita non mi piace. Tanto speriamo che la Lazio perda 99-0. Il rumeno, bellissimo, ma è fuori gioco, giustamente. L'assistenza del guardalinee dice che c'è stato offside. Ottima chiamata. Era davvero difficile vederlo questo fuorigioco. Terence. Widmer. Vai Terence. Super Terence. Vuole la profondità. Ah! Guadagna calcio di punizione. Ecco dottor Puccio. L'arbitro va comunque a dirgli due parole. Partita difficile. Fallo. Partita difficile più che altro perché giochiamo bene in attacco, ma in difesa abbiamo sempre il terrore di prendere gol. Esce un Gai buono, mettiamo l'Arcangelo. Esce un buon rumeno ed entra la Fogna, esce Terence un po' in difficoltà ed entra il Duca. Attenzione a bordo campo. Mi sembra ci sia una sostituzione. Maurizio Stanno cercando di per impedire Bartolucci. agli avversari di sfruttare i cross in area. E si difendono con tanti uomini al centro dell'area di rigore. Beh, è evidente che temano il gioco aereo avversario. Dai raga, Ora vediamo però se questa scelta l'Arcangelo si rivelerà vincente o se gli veneziano avversari cambieranno a loro volta per il il corso Bode. del gioco. Peccato. Ottimo disimpegno, fondamentale. Ai ai ai. Sembra esserci un cambio. Vedo già un giocatore pronto a entrare. È lì a bordo campo. Il nostro Api non lo sentiamo più, cavolo, mi dispiace Intercetta e troppo. sbroglia una situazione che si faceva molto. Speriamo possa risolvere i suoi problemi. Dai raga, L'Udinese però sembra dai. stia provando a sfruttare tutta l'ampiezza del Ah. campo. Eh sì, sfruttano maggiormente le fasce. Sembra anche a me. Già, i loro avversari finora sono rimasti molto compatti. Credo che vogliano in qualche modo provare Oddio. ad aprire le maglie della difesa, facendoli allargare il più possibile. Grazie Maurizio. Vedi, Gulliver serve sempre Gulliver. Palla recuperata. C'è fallo. Ma cos'è che ha scritto Api? Perché io so solo quello che mi ha scritto a me in privato. Prova un traversone Ha scritto qualcos'altro perché non sono riuscito a leggere tutti i messaggi. Tognin, la Fogna. Anzi, non è più la Fogna, Yoga Bonito, ormai la Fogna, Mencarelli, quella merda umana che non vestirà mai più la maglia del Venezia. Dani, deve solo farci vincere lo scudetto perdendole tutte con la Lazio. Dentro dalla distanza. Ah. Anche piuttosto evidente per la verità. Dai ragazzi, dai però, dai. Mamma mia, 2-3. Ah, questo ho scritto, non ho neanche visto. Vabbè, speriamo, dai, per un saluto, magari basta solo quello, un salutino del presidente e poi a mignotte. Cerca il passaggio Occhio. profondo. No? Colpisce. Non ci credo, mamma mia, la stiamo rischiando, tutta colpa di Heyman, che al posto di commentare sta spippettando alla Cry. L'Arcangelo, erroraccio qua, l'Arcangelo è un giocatore che deve ancora formarsi, Stiamo rischiando. Cerca spazio.
Alamos, Prova a passare la difesa scavalcando la il portiera Bode, in profondo. Veneziano, il Cume se ne va, il Cume se ne va, non si sa se ne va il Cume, prova una cosa impossibile per il Duca, sempre presente però il Duca, quanto lo amo il Duca, un giocatore che c'è sempre, veramente quel suo pipino meraviglioso, il pipino da Duca. Il pipino del Duca. Pallone basso. Attenzione il Bode di tacco, deve fare i numeri. Non è riuscito a buttarla dentro. Avevano Oh, modo il di presidente, ciao Questo è il presidente, modo un di abbraccio attaccare. grande. Ti ho scritto la fatalità, c'è anche il tuo titolo, neanche sapevo che ti venivi oggi, veramente incredibile. Un abbraccio Api, ti vogliamo bene. Sai che per qualsiasi cosa ci siamo, anche solo per 2 ciaccole. In maniera inguardabile. So che è stato un momento difficile. Un abbraccio al nostro Api, cazzo. Che oltre ad essere un bell'uomo, è anche un uomo di cuore. E sensibile, gli vogliamo bene, cazzo, al nostro presidente. Però poi c'è anche un po' un porcone che va a mignotte, e questo lo sarà sempre per noi, però questa è un'altra storia. Dai ragazzi, dai però, perché ho paura, cacchio, ho paura. Se volete fare un riassuntino ad Api, volentieri, magari Michelotto che è l'esperto di riassunti. Prova a scavalcare il centrocampo con il passaggio. Attenzione il Bode. Prova il filtrante. Attenzione il Duca. È quasi finito, presto arriverà il fischio del Bravissimo Duca, il Cume la incorna, gol. Questo è per Api. Un abbraccio ad Api. Un abbraccio ad Api, il Duca è qualcosa di mostruoso, però il Duca entra e fa qualcosa. Grandissimo Cume, super, sempre più capocannoniere. Ha colpito bene, con perfetta Mamma mia, questo è coordinazione, per Api, gran tutto colpo per di il nostro testa. presidente. tripletta, hat-trick. Che partita eccezionale la sua. Beh, la sua sfida con i difensori avversari oggi è decisamente vinta. E a questo punto forse possiamo considerare chiusa la partita. Vuole la profondità. Vabbè, noi il nostro dovere l'abbiamo fatto, vediamo se riusciamo a prendere ancora gol. Può andare alla conclusione. Ottimo intervento. Buono, buono, sono molto soddisfatto dell'attacco, un po' meno della difesa. Ci mette il Arcangelo un fisico, po' dorme, conquista il pallone. non è ancora pronto l'Arcangelo. Michelotto, finisce qua, Udinese 2, Venezia 4, grandissima prestazione. Ce l'hanno fatta, una grande vittoria. Sono riusciti a vincere sugli avversari e ora i tifosi possono... Vediamo adesso Sono completamente cosa convinto del messaggio di ci può inseguire, dire il e buon... questo sappiamo quanto conta dal punto di vista Dai, fisico Lazio e ti prego, mentale. Lazio 0, Sono stati bravi a Benevento sfruttare il 9. vantaggio e conservarlo fino in fondo. Grande Cume comunque, il Cume è veramente micidiale. E Mencarelli, sei una pippa, sei soltanto uno stronzetto di provincia, sei piccino, non sei carino, il tuo pipino fa solo provincia, ale ale, e il nostro fa regione ale. Grandissimo, ciao Lazio, ciao. Più 5 sulla Juve, la Lazio è morta, cazzo, se potevamo vincere lo scontro diretto, porca puttana. Eravamo a più 50, va bene, dai. La Juve a più 5, stiamo attenti alla Juve, però chiaramente Mencarelli muto, la team Caz e qua si gioca chiaramente. Dove c'è, ecco il piccolo Amedeo, e quando c'è il piccolo Amedeo siamo tutti più tranquilli. Ok. Team Caz. Ciao Terence, ciao vecchio mio, ciao caro. Allora, c'è un po' di turnover, però mettiamo il maestro. Michelotto, mettiamo l'apprendista. Bartolucci vuole rubare il posto a Sidoti, quest'anno è pazzesco. E qua mettiamo Darkstar. Mettiamo Tognin qua, l'uomo che sussurra le patate. Ok, poi mettiamo Francone per il Bode e al posto di Veneziano Barocco, in caso lo mettiamo secondo tempo. Comunque la Coppa Italia non è una priorità, lo sappiamo. Ok, Ditino c'è. Scusate un attimo ragazzi. Salve a tutti, benvenuti a San Siro, la Scala del Calcio, lo stadio di casa di due tra le squadre italiane più celebri. Un attimo solo ragazzi, Milan e scusate. Inter. La partita di oggi è tra Milan e Venezia. Un saluto a tutti da parte di Fabio Caressa e Luca Marchegiani. Ciao Fabio, godiamoci questa partita insieme.
Ok. Un attimo. Vai. Diamo il via alla partita. Luca, secondo te quale sarà il giocatore che potrebbe decidere questa partita? Alessio Romagnoli, un ottimo difensore, dotato di forza fisica ma anche di tecnica. Dai e ragazzi, bisogna far personalità. bene, qua. Non mi sorprende Almeno un golletto lo voglio fare a Milano. Anche se abbiamo le seconde linee, possiamo farcela. La squadra è forte in tutti i reparti. Io questo lo conosco bene. Ah, senza dubbio. Ai ai ai. Buonaventura. Pallone molto Occhio. verso la fascia. Andre Silva, non prenderlo proprio da lui che non ne segna mai, grazie. L'arbitro un No! calcio di punizione Ah, meno male. Non è rigore, fuori area. L'arbitro gli si avvicina, può starci il cartellino che infatti arriva. Giallo. Che palle, oh, però subito così sul rimpallo. C'è ben poco da protestare. Palla verso la porta. Un'altra conclusione. Una buona iniziativa, ma non è bastato. Ha mostrato grande reattività e riflessi, però non ha saputo capitalizzare l'occasione che Dai si era ragazzuoli. creata. Il maestro per il rumeno, guardatelo il rumeno bellissimo. E si sono giocati due peccato. occasioni importanti. L'atteggiamento L'Arcangelo fa una bella no! devono sistemare Fuori la gioco. mira. E no, niente, è finito in fuorigioco. Si stanno muovendo molto bene. La difesa è alta e compatta. Dai fioi, dai. Il portiere la calcia lontano. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Cerca l'uomo là davanti. Occhio. Dai, dai, fioi. Va di testa. Occhio, mamma mia. Raga, vi voglio belli carichi. Qui. Ci è andato molto molto vicino. Un tiro ottimo. No, ma per guardare la Una grande chat. aggressività. Di questo Ma possono essere porca contenti. miseria, Poi eccolo devono là. concretizzare di più. E c'è il gol del Milan. Andre Silva punisce così. Ma Ha portato la palla fino a vaffancuore. dentro l'area di rigore. È stato bravissimo a mantenere la freddezza fino all'ultimo e poi è andato a colpo sicuro. Ed è la seconda rete per lui in questa competizione. Hanno trovato subito il gol del vantaggio e adesso avranno più spazi. Dai, dai, Ottima dai, dai, pressione dai, dai, sua. dai. Palla recuperata. Palla larga in profondità. Ha spazio Vai, Alexandro. sulla fascia. Prova con il tocco basso. Allontana il pericolo. Palla in profondità sulla fascia. Va Alexandro. Non è finita. Incornata. Ah, Togni, Poca velocità peccato. qui. Ha lasciato alla difesa troppo tempo per sistemarsi. Alla fine è stato costretto a una conclusione affrettata. Dai ragazzi, dai però, dai, voglio più grinta. Io ho sbagliato, guarda la chat, ho fatto il rinvio sbagliato, che non devo mai fare quei rinvii. Francone. Francone si sveglierà? No. È un grande riflesso qui. È stato splendido l'intervento del portiere. Beh, qui il Adesso portiere pensiamo ha solo alle creato la partite, cinesca. ragazzi, per piacere, no, no alla merda di Mencarelli. Alessio Romagnoli. Passaggio in avanti. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Occhio. Vai Canni. Prova a saltare il centrocampo. Bravo Alexandro, prova il volo. Non ci credo. C'è il gol. No, non ci credo cosa ha fatto il rumeno. Guarda Rocco drogato, con gli occhi spalancati, ma cosa mi ha combinato il rumeno? Un tiro al volo da fuori area micidiale, che sfiga. Oh, ma che sbaro, il rumeno ha più sfiga che cazzo, madonna. Oh. Ma porca miseria. Prova la giocata nello Dai spazio. Barocco, Barocco, Barocco. Stiamo giocando benino adesso. Siamo... Ah, Dio mio. Vuole la profondità. Cerca il passaggio Dai profondo. fioi. Ma il rumeno, cosa mi ha fatto il rumeno? Peccato. Sapevamo che era dura, comunque abbiamo tante La gioca seconde a linee. sinistra. Bella rete di passaggi. Ottima copertura qui. Li hanno indotti in errore interrompendo la manovra. Attenzione l'apprendista di Chopin. L'apprendista di Chopin. Ah. Rodriguez prova a verticalizzare.
Dai Fioi, dai. Provano a ripartire da dietro. Ecco Pintus, ecco Nasdaq. Alessio Romagnoli cerca la profondità. Questo quarto di Coppa Italia è duro. È stato un brivido per la squadra, ma si è fatto trovare pronto con l'anticipo. Vai Prova Tognin, un caro bravissimo. segno per Francone che non si sveglia più. Francone che è morto, un uomo morto. Dai Francone, riscattati Cerca adesso. di aiutare i compagni. Eccolo qua. Ci prova. Oh, alleluia. Alleluia, Kaiser Francone l'ha messa. Mamma mia, sotto il cielo arancione. Smarcato, non si Bravo è Francone, questa finalmente grande anche occasione. Rocco. Un passaggio perfetto e lui è stato bravissimo ad approfittare. Grande assist di Barocco e Francone finalmente la messa in gol importante in trasferta. Primo tempo davvero interessante, tutte e due le squadre si sono date molto da fare. Corrono su tutti i palloni, hanno sempre il modo giusto di affrontare l'avversario e questo ha permesso loro di pareggiare. E il Kaiser l'ha messa, Dunque, alla ragazzi. fine di questa prima E si frazione. merita il tiro da centrocampo che non va purtroppo. Cerca di sfruttare lo spazio Dai sulla ragazzi, dai. fascia. Deviato dal difensore, corner. E sulla palla i compagni aspettano. Vai il rumeno, vai maestro. E il rumeno? Non ci credo, il rumeno è così, il rumeno è così. È che il rumeno fa troppe trombate con la Gergina, quello è il suo problema. Ha troppo il pene distrutto e poi fa belle cose ma a random. Anche se è molto più continuo di prima. Bell'intervento, l'arbitro dice che non è Peccato. fallo. C'è il cross. Arriva sulla palla e Api. interrompe l'azione. Api 3, bravo. Importante comunque il gol in Lungo trasferta. passaggio in avanti. Ah, questo è un passaggio un po' di merda Suso. però. Prova il cross. No, Silva, In no. buona Api. posizione. Ma cosa ha preso Mito? E dopo arriva il gol, ma porca troia. Grande miracolo di Mito però. Non poteva essere Che ha segnato più Mauri, per dare ma- il vantaggio. Il portiere è stato bravo sulla prima conclusione, ma non ha potuto nulla sulla seconda. Porca Si è fatto miseria. trovare pronto, ha intuito che il portiere non sarebbe riuscito a L'arbitro non ha dubbi, calcio di punizione. Ah, che dura. Ma cos'è? Boh. Sapevamo che era dura con non i titolarissimi, però cazzo. Troppi gol prendiamo. Vai Rumeno. Sembra che abbiano deciso di Vai Rumeno, rinforzare uno dei il pochi pressing per titolari in non campo. rilanciarsi. Ma dici? Sì, cercano di tenere le distanze giuste puntando a intercettare la palla Bravo Presi. piuttosto che intervenire in tackle. Peccato, bello questo. Vai Rumenino. Il Il Rumenino è così. Prova a giocarla dentro dalla distanza. Ancora il presidente che vuole fare qualcosa di buono per il suo Venezia. Il presidente ci ha provato, cuore presidente, bravo Api, Api 3, l'api assassina. Bell'anticipo, pericolo sventato. Dai ragazzi, si è svegliato anche Francone, Ha scelto cazzo. la marcatura uomo. Il difensore non molla mai, non gli concede respiro. Ora che ha segnato, la difesa prova a limitarlo in tutti i modi possibili. Attenzione E Tognin, proverà certamente a Tognin. farne un altro. Cerca la porta. Mamma mia il maestro. Sono andati vicini al gol. Molto ambizioso, forse troppo, diciamoci la verità. Era difficile battere il portiere da quella distanza. Qualche cambio lo possiamo fare. Esce il rumeno, entra Terence. Esce Tognin, no anzi. Mettiamo l'Arcangelo, dai, diamo un po' di fiducia. Esce Rocco ed entra Veneziano per questi ultimi minuti. C'è la palla lunga in avanti. Borini. Proprio c'è anche l'Europa League, cazzo. Bruttissimo questo, però basta. Di rilanciare l'azione dalle retrovie. La gioca sull'altra fascia e intercetta opportunamente, visto che l'azione Vai era Francone. pericolosa. Francone ci prova, è impazzito. Francone! Cosa ha messo Francone? Incredibile! Francone cosa ha messo? È impazzito, forse errore di Donnarumma, sicuramente, ma cosa ha messo Francone? Su deviazione probabilmente, vediamo.
Ci ha provato! È incredibile! Beffato il portiere! Francone, incredibile! Come si è svegliato lì, guardiamolo perché ha fatto un effetto stranissimo. No, proprio un effetto bellissimo, incredibile gol di Francone. Incredibile. Parità ancora. Mamma mia, con un po' di fortuna mi è venuta una traiettoria che ha beffato il Sarà portiere. interessante vedere se manterranno lo slancio che li ha portati al gol. Il Kaiser, mamma mia, ha scelto la partita giusta il Kaiser. Zincaro, Terence, effetto Serra Terence, Significherebbe una vittoria quasi sicura. Veneziano, l'Arcangelo sbaglia. Terence cerca di recuperarla. Terence. Questo però non so se è un gol da best, però è un gol pittoresco. Pintus. Bella palla ad allargare il gioco. Cosa ha fatto il Cume? Sì, vabbè, qua il Cume ha provato una cosa. Bel pallone in profondità, ma non è stato sfruttato al meglio. Che occasione! Un pallone fantastico! Avrebbe davvero dovuto sfruttarlo meglio. Contrasto Dai. punizione. E passa. Bravo Credo Pintus. che l'affollamento in area alla fine gli abbia impedito di calciare in porta con la dovuta precisione. Gioca una palla lunga. Prova a verticalizzare. Pallone alto e lungo sulla fascia. Occhio. Borini. Prova il crosspass. No. Pallone verso l'area di rigore, ma nessuno. Vai Terence. Prova a scavalcare il centrocampo con il passaggio. Prova il filtrante. Bravissimi ancora che l'aveva fatto il beffone. Pallaccio su Terence. Posizione interessante e manca poco al termine. Brutto l'intervento. Adesso inevitabile arriva anche la sanzione. Cartellino giallo per lui. Dai. C'è ancora tempo. Dai Arcangelo, metti un cioccolatino. Salta il colpo. E lo mette ancora Francone, solo 3. Tripletta di Francone senza senso. Guardatelo. Si è svegliato il Kaiser, finalmente. Colpo di testa. Ottimo questo colpo di testa, preciso ed efficace. Mamma mia, l'Arcangelo fa un cioccolatino e boom. Non ha potuto fare niente. E sono 3. E ovviamente si porterà a casa il pallone con le firme. Incredibile, la stiamo addirittura La vincendo. sua sfida con i difensori avversari oggi è decisamente vinta. Un finale di partita pazzesco, può succedere davvero di tutto. Vai Dark, e finisce qua, vinciamo all'ultimo secondo, 2-3. Segnale di chiusura della gara. Francone man of the È una match. grande vittoria, importantissima, ottenuta fuori casa, che offre ora grandi chance. Grande Francuzzo. È tornato il porco. E la Lazio dov'è? E la Lazio dov'è? Sei proprio una pippa, lalla. Ok. Se subito al ritorno, però devo fare un messaggino. One moment. Allora. Un attimo, Che vale, proprio sempre il bello della diretta. Intanto ragazzi, scusate, non leggo neanche la chat. Grandissimo Francone.
Eh, Scusate ragazzi, scusate. Eh, Che balle. Ci sono i ragazzi, chiedo venia. Lo sapete ragazzi, questo è il bello del cume. Un solo grido si alzerà. Na 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 na. Il messaggio più lungo della storia. Tanto canto. Dai che ho finito ragazzi, one moment. Ho scritto ok. Quanto siete meravigliosi ragazzi, vi amo talmente tanto che tromberei con tutti voi. Ok. Mm. Eh, Dai che ci siamo, finito ragazzi. Ok. No, che mi sono arrivati più messaggi ragazzi per quello. E allora a sto punto ne approfitto. Ma che palle però, eh. Ok ragazzi, ci siamo. Scusate, raga, scusate, forse la potrò mandare un altro, però ci sta. Ma siamo al ritorno, cerchiamo di... Alessandro la morte di un uomo. Mi piace quando muore il rumeno perché in realtà non muore, solo che tromba. Ok, ok. Poi mettiamo a posto, mettiamo ancora Sidoti. Gervasi, riposo anche per Apicella. Eyman lo teniamo, lasciamo Veneziano, mettiamo chiaramente Francone al posto di Terence, il Duca. Vai che andiamo.
Benvenuti a tutti i Vai. telespettatori che assisteranno a questo incontro. Ci siamo quasi. Ecco, mi è arrivato già un altro messaggio su WhatsApp. Vai. La partita di oggi è tra Venezia e Milan. Il Venezia oggi gioca davanti ai propri tifosi, forte di una preziosa vittoria in trasferta. E con la testa è già in semifinale, ma ci sono ancora 90 minuti da giocare. Abbassare Vai, le guardie cazzo, adesso cerchiamo di... sarebbe fatale. Cioè, con un gol ipotechiamo, si ipoteca. Difficile No. arrivare su un traversone del genere. Però stiamo calmi, Prova la giocata nello spazio. Gervasi. Prova a verticalizzare. Rodolfo Valentini. Bonaventura. Prova il filtrante. Bravo Gerva, un po' a fatica ma la prende. Vai, Concordo Sidotti. Stagione un po' incolore quest'anno per Sidotti rispetto alla magistrale dell'anno scorso. Gai. Vuole la profondità. Il Bode Riceve in ottima per Francone, posizione. però Francone capitano è ancora un po' presto, Mamma mia, però Francone, ragazzi, si è svegliato, Mettiamo Gai. Il Duca. Dai Sidotti, Concordo Sidotti. Ma bravo Francone. Non è riuscito a metterla dentro. Ci hanno provato sul serio, portando molti uomini all'interno dell'area di rigore. Stanno giocando un ottimo primo tempo e si sono già creati 2 occasioni importanti. Gai. L'atteggiamento è quello giusto. Il Bode bellissimo per la Fogna Tognini, che è sempre la nostra fognetta meravigliosa, che lo amiamo con il suo odorino da cacchina. Doppia cessione Sidotti Michelotto. Se ne vuole andare Michelotto. Se se ne va Michelotto, Venezia non esiste più. Maurizio. Eccolo qua Mauri. Non deve andare via Mauri. Gai per Sidotti. Palla al centro. Peccato. Non si può dire certo che questo fosse un cross da manuale, anzi tutt'altro. Ragazzi, non riesco a leggere tanto oggi perché sono in una posizione un po' curiosa. Attenzione Pintus, ecco Nasdaq. Passaggio in avanti. Cioè leggo sì, però sono concentrato perché siamo nel momento topico della stagione, o della season, o della season. Dovevano portare più uomini in area per rendersi pericolosi. Pallone verso l'area di rigore, ma nessuno è riuscito ad arrivare. Attenzione, dai Fioi. Affrontare un cross in questo modo diventa quasi sempre un regalo per la difesa. La butta in mezzo. Palla lunga a cercare il compagno in avanti. La palla non è passata, poteva essere un'ottima occasione. L'intenzione era molto buona, l'esecuzione un po' meno. Cerca spazio. Riceve il passaggio. Pallone in mezzo. Vai. Mamma mia, no, Francone è illegale in 99 stati adesso, però basta Francone, sei anche troppo forte in questo momento. Mamma mia, Francone, ragazzi. Ira di Dio Franz. C'è mancato poco per trovare ancora il gol. È l'incubo di ogni difesa. Guarda Bonito, guardalo Bonito. Fa anche una cosa discreta, però dopo la perdiamo. La mette sulla fascia. Attenzione però. Bravissimo. Dark. Prova la giocata nello spazio. No, che cagati. No, dormiamo. Passa. C'è andata anche bene qua. Vuole la profondità. Prova il filtrante. Palla nello spazio. Grandi. Vai Bode, vai Bode. Può andare. Mamma mia, illegale. Bodelli. Mamma mia. Un tiro Super Bode. Grande coordinazione e potenza. Davvero un capolavoro. Ed è la seconda rete per lui in questa competizione. Che golasso. Cambiano la storia della partita con un gol davvero pesante. Palla che giunge a Musaccio. Michelotto bellissimo per Franz, peccato. Azione fallosa, nessun dubbio. Attenzione all'arbitro che sa il cartellino. Ma cos'è? Giallo. Sì, giallo. Lancio lungo del portiere. Ai. No, non ci credo. E segna. Ancora Mauri su cagata di Gervasi. Ma cosa pensi di questa situazione? Era fin troppo facile, no? La difesa si è dimenticata completamente di lui. Mamma mia, che difesa che abbiamo però.
José Mauri ha realizzato 2 gol in questa competizione. E 2 gol. E adesso ovviamente il distacco si riduce. Questo gol cambia gli equilibri della Ma partita. no! Ora l'inerzia della Mamma gara. mia. Ragazzi, calma però, Dio Madosca. Sbagliamo tanto in difesa però, José Mauri. Rodriguez. Ottimo intervento. Ha visto il pericolo ed è riuscito ad anticipare l'avversario. Ci prova. Madonna il bode! Grande parata dell'estremo difensore. Sicuramente non una parata semplice. Gai. E la difesa se la cava con grande mestiere. Va di forza. Mamma mia, È Sidoti. stato splendido l'intervento. Gioca Donnarumma adesso. Primo tempo davvero interessante, tutte e 2 le squadre si sono date molto da fare. Partita abbastanza equilibrata. Il risultato dell'andata per il momento è determinante. Dai, raga. 1-1 dunque alla fine di questa prima frazione. Il Venezia ha giocato meglio secondo me. Il punteggio non Gai. li sta premiando, ma se continuano a giocare come hanno Ma fatto no. nel primo tempo No, non so se lo butti fuori, mi incazzo. Si avvicina al difensore l'arbitro, attenzione perché era già ammonito. Dalle stelle alle stalle, Francone, incredibile, ma immeritata però. Dal contrasto. E ora dovranno giocare il resto della gara in 10. Incredibile. Adesso è dura, Cerca la fondo, palla al piede. Se ne va. Occhio. Palla in profondità sulla fascia. Adesso è durissima, non ci credo, che bello. No! Parte il cross. Mamma Tiro da mia. dimenticare. Allora, ci cazziamo. Zincaro. E al posto del body mettiamo il cume. Michelotto. Ad allargare il gioco. È stato un brivido per la squadra, ma si è fatto trovare pronto con l'anticipo. Rodriguez. La mette sulla sinistra. Vuole la profondità. Buttala via. Sidoti. Spazio. Si soffre in 10, è chiaro. Rodriguez. L'ampiezza del gioco sembra essere una caratteristica importante della Bravo, Sì, Pintus. assolutamente. Cercano di Perché allargare il gioco bravissimo per Michelotto, che numero di fisico. sminarla e creare gli spazi in mezzo. E hanno ragione, perché per quanto tu sia bravo, non è facile passare se ti ostini a voler sfondare al centro. C'è la palla lunga in avanti. Palla giocata alta sulla fascia. No, no! E c'è il gol del Milan. Incredibile Silva. Sono di nuovo in vantaggio. Siamo ancora passati, ma ne basta un gol Bello adesso. cross, Mamma mia, che Ha partita. colpito bene, con perfetta coordinazione, gran colpo di testa. Ragazzi, però concentrazione, perché sennò Fiore le perdiamo tutte e chiudo. E l'allenatore si incazza perché stiamo divagando, Dio Cristo. Pallone alto e lungo sulla fascia. Pallone intercettato. Intervento davvero provvidenziale. Il pallone ha superato la linea. Rimessa laterale. Vai Nasdaq. Ed ecco un'altra rimessa laterale. Manca tanto, sì. Siamo in 10. No, ma dai, ma non è fai, mi sto nervosendo. Il coordinatore sta incazzando, è ufficiale. Ancora una scorrettezza e dimostrerà il cartellino. Ora sa di essere marcato a vista. Bravo, Un altro Mito. fallo e potrebbe vedersi sventolare in faccia un cartellino. La Sidoti. agonistica va bene, ma non Per il deve Duca. esagerare.
Il Milan non sta facendo un pressing asfissiante. Cercano di mantenere le distanze, Fabio, con prudenza. Dai, ragazzi, perché dai. sanno che gli avversari puntano molto sugli inserimenti in velocità e i movimenti senza palla. Basta un movimento o un passaggio riuscito e sono in porta. Devono fare attenzione a non Dai, spingersi. Fioi, dai. Ah, no! Eccolo qua. Mamma, meno male che Mori fa la cagata. Contrasto irregolare e dunque calcio di punizione. Siamo in difficoltà, raga, Non pensavo dopo l'andata, anche se non abbiamo meritato di vincere, però ormai Buona la sua 2-3. pressione palla. Vai, Tognin. E trova il compagno. Prova a Vai! passare la difesa, sta No, cercando la Bonito per conclusione poco. buona. Adesso concentrazione, ragazzi. Palla allontanata senza troppi complimenti. Beh, Fallo certo, anche me li piuttosto fischiano evidente, tutti. per la verità. Brutto l'intervento. Sì, Adesso ciao, inevitabile ciao, arriva ciao, anche la ciao. sanzione. Cartellino giallo per lui. Il portiere la calcia lontano. Ah, Dio mio. Dai, ragazzi, dai, Poco prudente il 79esimo, manca portiere. poco. Lancio lungo del portiere. La mette in avanti. Eccola qua, eccolo il buco, eccolo il buco. Gerva dopo la cagata fa qualcosa di buono, ti prego. Occasione da rete. Mamma mia, l'ho vista E dentro. Ma poteva era Mauri essere Show, un'occasione decisiva per aumentare il loro vantaggio. Sarà amareggiato. Con il gol avrebbe messo al sicuro il risultato. Non è andato lontano dalla rete. Vederlo giocare è Pintus. davvero un piacere per gli occhi. Un talento puro. Bravo Ale, che è stanchissimo. Pintus, Pintus, Pintus. Mette in mezzo il traversone. Ah! Messo Michelotto! in difesa. Mamma di sinistra, Maurizio! Maurizio, gol! Mamma mia, il Il Miche! portiere non poteva farci nulla. Che Il bombardata! pallone alla grande ed è riuscito a metterlo dove il portiere non sarebbe mai Grande di potuto arrivare. sinistra, forse era beste questo, Mamma mia, che Sono in gol di vantaggio Maurizio. Però della possessione ancora non è in questi finita, con un gol lunghissimi minuti supplementari. finali. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Michelotto si è riscattato. Il grande Gulliver. Veneziano fa il laccio sul L'arbitro cume. non ha dubbi, calcio di punizione. L'arbitro gli si avvicina, può starci il cartellino che infatti arriva. Giallo, giallo. Il Venezia deve resistere ancora qualche istante. Vai Mauri. Gervasi. Ci mette il fisico e conquista il pallone. No, Prova il no. traversone. No, Si Werner hanno libera comprato. grande. Grandissimo. Mamma mia, preciso. No! Bruttissimo fallo in aria. Ma non Un è... momento cruciale per entrambe No, le vabbè, squadre. ma la palla era già uscita da non si 10 deve permettere km. un Porco fallo così. Diaz, Questo è un fallo dai. No, guarda, stupido. basta. Se stai vincendo Ma la partita, non puoi dai. concedere La un palla gol l'aveva già del genere. tolta, dai. Porco dai, che palle. Sì! Davvero in maniera incredibile. Sì! Che spreco. Potevano dare una svolta alla partita. Adesso sarà veramente più difficile. E godo! Mamma mia che bava. Mamma mia Pintus. No, no, Tognin. Bravo Pintus. Cerca di lanciare Vede il qualcosa. cume. Cerca il tiro. Mamma mia, orrendo, me la Non di vinciamo. molto. E arriva anche il fischio dell'arbitro. Mamma mia, Stavano per trovare il mamma gol mia. proprio alla fine, ma non ce l'hanno fatta. Yes! C'è solo gioia sui volti dei giocatori. Hanno già ottenuto un grande risultato. Sono tra le prime 4. E si va ancora in semifinale, molto bene. Come godo, libidine purissima, 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 purissima. Oh, oh, oh. Cioè, questa veramente c'è andata di culo, E parecchio anche. Ok, allora.
Ok, mamma mia ragazzi, che dura che è. Sì, beh, la Lazio, va Mencarelli, proprio un uomo inutile, l'uomo più inutile della Serie A. E adesso ragazzi, ho idea di fare Europa League, campionato Europa League e chiudiamo perché sono un po' stanchino, più che altro il freddo oggi mi ha rincoglionito il cervello fino ad andare a Venezia e al tronchetto con un vento devastante. Ho un po' di torcicollo, sprego tutte, fa sopra un vecchio di merda ormai. Però penso di registrare anche domani, vediamo, forse ce la faccio anche domani. Allora, questo è importante, eh? E con Gentegai quest'anno, male. Diamo fiducia al maestro. Male quest'anno, Gai, eh. Mettiamoci i doti. Zincaro lo portiamo. Francone si porta. Però Eyman può sempre servire. Ok. Vai. Benvenuti a tutti. Ragazzi, ci devo pensare bene per per le prossime new entry. Vai, adesso però concentrazione massimale. È tutto pronto e prontissimi siamo anche noi. Dai, raga. Gianni e Fabio Caressa per questa telecronaca. Ciao Fabio e un saluto a chi ci segue da casa. La partita di oggi si preannuncia interessante, speriamo che sia all'altezza delle attese. Situazione spinosa, ma il suo intervento è stato provvidenziale. Non ci credo. Queste situazioni Non ci credo, mamma america mia. vanno sfruttate decisamente meglio. Merda. È in casa, è la nostra roccaforte, però di solito giochiamo sempre la prima fuori, cazzo, non ci voleva questa, eh. Attenzione, subito al come dobbiamo fare bene. No, no, se entrava questo era da best goal in the world. Mamma mia. Ha dimostrato una grande visione di gioco, un passaggio fatto con il contagiri. Cerca la profondità. Vai Cume! Gol! E subito il Cume la mette! The Punisher! Gravità zero! Una Yes! conclusione da urlo. Vede la palla, cerca distinto la volée e calcia con grande convinzione. Un gol davvero da brividi. Grande gol del Cume. E passano in vantaggio. Sono partiti fortissimo. Dai che siamo i detentori dell'Europa League, cazzo. Palla larga in profondità. Prova la giocata nello spazio. Grande Api, dai. Cerca spazio. Prova il filtrante. Prova ad andarsene da Veneziano solo. se ne va, no. Il Bode. Continua ad avanzare verso l'area. Vai Terence, Terence. Effetto Serra. Colpire. Peccato. Ma prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Si spinge in avanti, vediamo cosa inventa. Se ne va. No, non doveva prendere gol in casa, no. Vuole la profondità. No, no. Si coordina per il tiro. Mamma mia, grazie, E grazie. hanno sfiorato il gol. Qualcuno ci ama in Europa League. Molto, molto vicino. Un tiro ottimo. Prova il filtrante. Cercano un modo per far breccia nella difesa No, avversaria. peccato. Dai, raga. Cerca la profondità. Dai, Terence, dai, Terence. Libera la grande. Cerca il cross No. diretto. Buona lettura difensiva, il cross è stato respinto. Ecco Il maestro, un tiro un po' sbilenco. tiro da dimenticare. Bravo Rumeno. Il maestro.
Prova la giocata nello spazio. Bellissimo per il rumeno che ha vinto il miglior Palla in il out, capo sarà capo rimesso assist laterale. dell'altro anno in Europa League. Complimenti. Prova con il tocco basso. È un'occasione. Mamma mia, il rumeno, bravo. Beh, non è stata una brutta conclusione. Dai, Tosi, sì, qua stiamo stare live. Un po' così, troppo. Abbiamo cazzeggiato troppo, eh. Palla in profondità sulla No. fascia. Ha spazio sulla fascia e passa. Occhio. Ecco il tiro. Mamma mia. Ha provato ad ingannare il portiere fintando prima di tirare. Stava quasi per funzionare. Ai ai ai, si soffre Beppe. Chance per tirare. È stato Madonna. splendido l'intervento del portiere. Ha mostrato una gran classe, un'autentica parata d'istinto questa. Dai, Fiore, al posto di divagare, dai. Passare la difesa scavalcandola col pallone profondo. Si libera Vai la gambe. Terence, entra nella Terence. Non ci Passaggio credo. intercettato. Scusate, che palle. Così almeno capite che vi dobbiamo concentrarci, cazzo. Ok. Vai. Va di testa. Ah, peccato. Occasione fallita, è stato sfortunato. Dai. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Dai, ragazzuoli, dai. Soriano allarga sulla fascia. Merda, ti prego. Mamma mia, posso di pensare al Napoli. Sarà rimesso dal fondo. Tocco morbido. Buono. L'azione si sta facendo Peccato. pericolosa, ma ha preso bene il tempo e si è messo in mezzo. Dai, però, dai, Fioi, dai. Non ha avuto fortuna con il suo suggerimento in profondità. L'idea del passaggio era giusta, gli è mancata la sensibilità nell'esecuzione del gesto tecnico. Soriano. Dai, però, dai. Stiamo soffrendo adesso, eh. Centrocampo, c'è solo lui, la Real. Vuole la profondità. Non c'è fuori gioco, si va. Se ne va. Grande Api. Intervento al limite, ma mi è sembrato regolare. Vai, Canni. Ecco Proviamo il tiro per... Sì, Madonna, che roba. Primo tempo che finisce qui. Tifosi e giocatori saranno certamente soddisfatti di questo punteggio. Ora hanno altri 45 minuti per difendere il vantaggio. 1-0 dopo i primi 40. Raga, concentration, please. E si ricomincia a giocare. Il Venezia è in vantaggio di misura. 1-0 il punteggio. Cerca di sfruttare lo spazio sulla fascia. Bell'intervento. L'arbitro dice che non è fallo. Passaggio in avanti. Prova il filtrante. Occhio. Cerca spazio. Da lì può segnare. No! E la mette in porta. Ma va a Hanno cagare. reagito benissimo. Stiamo giocando Il pareggio malissimo mi sembra adesso, assolutamente meritato. Davanti alla porta. Tutto solo. Non poteva sbagliare. Giocata davvero molto intelligente. Bel gol. Ed è la seconda rete per lui in questa competizione. Dai, Bode. Parità dunque. Sono di nuovo in parità. Gol! Grande Bode! Che la passa subito, meno male. Però quel gol subito è pesante. Tutto è partito da un passaggio. Mamma mia, grande Bode, grande Bode. Riconquistare palla nella metà campo avversaria diventa fondamentale per costruire occasioni da gol. Grande Bodelli. Seconda rete per lui in questa competizione. Adesso conducono, anche se solo con un gol di scarto.
Ma è la sua natura. Quando la squadra ha bisogno, lui c'è. È dura però, è grandissimo maestro. Il Cume comunque la timbra sempre ai micidiali. Ottimo disimpegno, fondamentale. Prova a verticalizzare. Che stagione strana di Gai però quest'anno. Stagione bizzarra di Gai. Stagione bizzarra di Gai. Ma Gai è così. Gai è così. Non c'è niente da discutere. È stato redarguito poco fa e non ha voluto darsi una regolata. Bravo Pintus. Prova un traversone dalla tre quarti. Zuma. L'arbitro non ha dubbi, calcio di punizione. 3-1 magari. C'è il Valhalla. No. Grande, api sempre di cuore. E conquista il pallone. Vai Nasdaq, 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 Nasdaq. Nasdaq ha il Cume dorme. No, si è spostato all'ultimo. Dio madonna, non darmi il rosso. Si è spostato all'ultimo, meno male. Cartellino giallo, è giallo. I compagni che circondano il giocatore a terra sembrano molto preoccupati. Il Venezia ha adesso 2 giocatori ammoniti in questa gara. Il portiere la calcia lontano. Vai Mauri. Vai Mauri. Mauri per il rumeno. Dai rumenino, dai rumenino. No. Bello questo duello. Ha provato a superarlo e andare in porta, il difensore però non ha bloccato. C'è la palla lunga in avanti. Prova la giocata nello Occhio. spazio. E passa. Occhio. Ma no, ste robe. Prova il filtrante. Mamma mia Terence. Mamma mia Terence. Che assist di Terence, ti prego Cume. Non ci credo, se la sbaglia il Cume è grave. Davvero un gol bellissimo, peccato. È riuscito a trovare l'angolo di tiro nonostante partisse da posizione molto defilata. Questo è proprio un giocatore che vede la porta. Non è andato lontano dalla rete. È decisamente un gran talento. Terence Riesce è a morto. determinare da solo l'esito di una partita. Mettiamo Gai. E mettiamo la fognetta. Soriano ha già segnato in questa partita. Vai Rumenino, prima di andare. Dai, prima di andartene Rumeno. Prima di andartene dalla Georgina. Ah, Dio santo. Non si fa cogliere impreparata. Il Villarreal non sta facendo un pressing. Ma è anche il maestro quest'anno male comunque. Proprio i trequartisti tutti e tre male. Per quanto, insomma, Eyman i suoi assist li fa sempre. Nasdaq. Agi. Vai Bode! Mamma mia, non è vero! Non è vero! Mamma mia, il Bode cosa ha messo su pennellata di Agi! Ha impattato benissimo di testa sul cross. Questo è un gol micidiale, forse da best. colpo di testa da manuale. Guardate Pintus intelligentissimo, Agi cioccolatino e Bode incornata magistrale. Yes! Oddio, è caduto tutto. A bordo campo e dunque campioneremo. Cade tutto in casa Cume. E si riparte con 2 gol di vantaggio. Dai, teniamo duro. Sansone. Se ne va. Palla No, ai no, palloni da no, sua no, il fascia. 3-2 che è peggio del 2-1. Vai Giangross. Che bell'uomo che è Giangross, il nostro Grizzly. Sceglie di battere corto. Prova a tagliare sul No? secondo palo. Incornata. Grande mito. E ha fallito una buona occasione da gol. Qui ha avuto troppa fretta. Si è Attenzione fatto Gai. prendere dalla Gai. tiratura, Gai se ne va. Eyman Gai se ne va. Gai se ne va. Gai se ne va. L'ha dato Gnin. Serve fondamentale il 4-1 che in casa facciamo sempre merdone. Se la cava. Comunque il nostro Fortino c'ha il penzo. Il presidente. Ha calciato forte. La tira sul presidente. Va bene così. Vai, presi. William Carbaglio. Sansone. No, 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 la beffa atroce. Sansone. No, l'atroce. Pallone.
Se ne va. No, l'atroce. Si libera del marcatore. Manco male. Che ci sia fuori gioco, sì è così. Mamma mia, che culo. No. Sansone. Occhio No. a andare. No. Cerca lo spunto. Grandissimo Mauri, no! Efficace. Mamma mia, Michelotto qua ci salva il culo, cazzo. Mamma mia. Mamma mia, 3-1 pesante. Ma quanta sofferenza. Dopo aver conquistato questa vittoria in casa, adesso potranno guardare con un certo Mamma mia. ottimismo alla gara di ritorno. Il gol iniziale è stato decisivo. Per loro l'incontro si è messo subito bene e gli avversari non hanno avuto la forza di rimontare lo svantaggio. Mamma mia. Vabbè. Notte Rocco. Adesso abbiamo il Benevento e poi ritorno e poi Nanna. Ecco l'Arcangelo che è arrivato. Qua bisogna fare un po' di turnover e rischiarla e fotte sega di tutto. E fotte sega, 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 e fotte sega. Posso anche rischiarla una. Col Benevento, cazzo, non vinciamo con sti qua, anche con le riserve. Ok. Devo essere proprio perfetto. Diamo anche spazio a Charmy. Vai. Il proprio turnover completo. Un caloroso saluto a tutti voi, siamo in attesa del calcio d'inizio. Ancora un po' di pazienza e si comincia. Il Venezia, il Benevento. Sono Fabio Caressa e con me c'è Luca Marchegiani. Tutto pronto? Stiamo per raccontarvi questa sfida. Ciao Fabio, è bello oggi. Guarda, quasi mi verrebbe voglia di tornare a giocare. Tanto scusate un attimo, ne approfitto. Vai. Tutti concentrati e la partita ha inizio. Turnover massiccio, lasciamo Francone capitano. Non ha avuto fortuna. Poco turnover, mi dicono dalla regia. Del passaggio, ma non ha cambiato bene e per gli avversari non è stato difficile fermare l'azione. Vuole la profondità. Va a concludere. Mamma mia, bravo Francone. La parata del portiere. È stato splendido l'intervento del portiere. Lui è stato bravissimo. Questa è una grande parata. Vai. Scusate. Vai. Prova a verticalizzare.
Palla fuori misura. Lungo passaggio in avanti. Vai Rocco. Prova il filtrante. Bravissimo Rocco, se l'auto passa, madonna che bell'uomo. No! No, se scende così l'Arcangelo mi deve dare il cazzo, me lo doveva dare, no, non ci credo. Non ci credo. Sembrava quasi uno schema provato e riprovato in allenamento. Mamma mia, se l'Arcangelo mi scendeva questo mi doveva dare il pene. Si vede che tra i due giocatori c'è una grande intesa. Va Stanno Rocco. giocando un ottimo primo tempo e si sono già creati due occasioni importanti. L'atteggiamento è quello giusto. Mamma l'Arcangelo cosa ha fatto con le sue ali dorate, mamma mia. Mamma mia che roba, solo il palo ha fermato. Ma poco turnover dalla regia me lo godo, no? Ste cagate però, come posso pensare a quello che ha scritto quella roba? No! È riuscito a passare. Bravo cavaliere. Cerca di mettere un pallone interessante in aria. Il Benevento non se la passa bene, per così dire. Le ultime 5 partite si sono risolte in 5 sconfitte. Beh, bene il Benevento. Il Venezia ha disputato molte partite negli ultimi 7 giorni. Dai, dai piccolo Tognin. Bellissimo, Nete Francone è tornato comunque. Gli ho voluto dare la gioia della fascia del capitano perché oltre ad essere un bel ragazzo ha giocato anche bene. Sì, beh, qua ha provato Francone una cosa un po' illegale, però. Sicuramente non una parata semplice. C'è mancato poco per trovare ancora il gol. È decisamente un gran talento, riesce a determinare da solo l'esito di una partita. Vai Concord. Prova un traversone dalla tre quarti. Copertura attenta, hanno letto bene la situazione, non li hanno fatti passare. Bella palla, ad allargare il gioco. Dai raga, peccato. Calcio di punizione. Ai ai ai. Palla giocata alta sulla fascia. Dai. Ottimo disimpegno, fondamentale. Dai, però ancora 0-0, no, l'Arcangelo. La mette in mezzo. Mette fuori il pallone. Zincaro, l'apprendista di Chopin. Ho provato, però siamo 0-0. Stai calmo, il mister invita alla calma. Sotto 9 è fondamentale, perché comunque sapete che ci tengo alle coppe europee, però il campionato, sì, sono primo, però col Benevento in casa, Cristo, ne ha persi 5 su 5. Prova a verticalizzare. Contrasto irregolare, dunque calcio di punizione. Attenzione all'arbitro che sa il cartellino. Ciao. Giallo, è giallo. Bravo Charmi. Gervasi. Tognin. Passare la difesa, calma. Col pallone profondo. Passaggio in avanti. Occhio al cross basso. Calma. Bella apertura. Mamma mia. Ci è andato molto vicino, però non ha trovato la porta. Ci è andato molto vicino. Un tiro ottimo. Vai Sidoti. Prova la giocata nello spazio. Vai Rocco. Bravissimo Rocco, gol. No, perché Francone dopo sbaglia sti gol a porta vuota. Ma Franco. Che tiro. Qui la palla ha proprio sfiorato il palo. Non è andato lontano dalla rete. È evidente che i compagni si affidino sempre di più a lui. Questo è il classico uomo squadra. Francone ancora. Marca miseria. Ci mette una pezza. Rocco. Ottimo disimpegno, la spazza via. L'Arcangelo. Palla larga in profondità. Vai Tognin. No, Tognin se la passa non si sa chi, ma Dio. Ah, la mossa, madonna. La linea, rimessa laterale. Prova a saltare il centrocampo. Allarga sulla fascia. Alamos. Palla in mezzo. No. Però c'ho le riserve, fanno più fatica, c'è poco da fare,
Raman Chipsa prova a giocarla in profondità. Vai. Cerca spazio. Cerca lo spunto. Vai! Bravissimo Francone su assist dell'Arcangelo! Segnare allo scadere può Bravo essere Francone. importante anche e soprattutto psicologicamente. Bell'uomo Franz, bravo, bravo. Cosa pensi di questa situazione? Era fin troppo facile, no? Si è inserito molto bene nello spazio e ha concluso con freddezza. Il Venezia si porta in vantaggio 1-0. Questo gol li porta in vantaggio, ma manca ancora molto tempo. Dai raga, dai. Prova a metterla subito in aria. Bravo Gerva. Ok. Arbitro che fischia la fine della prima frazione di gioco. Sono certo che saranno contenti della Dai che Terence prestazione gode, dai del che Terence tempo e gode. del punteggio. Ora cercheranno di mantenere alto il ritmo per non dare agli avversari la possibilità di recuperare. 1-0 al termine di questa prima frazione. Vedremo se ci saranno margini di recupero nella ripresa. Il Venezia è in vantaggio di misura 1-0. Occhio. Si libera la grande. Pericolo. No! Prova a scavalcare il centrocampo con il passaggio. Ecco il tiro. Il portiere Mamma mia. non ha dovuto intervenire su questa conclusione. La difesa ha avuto un attimo di esitazione. Non sapevano se alzarsi o rimanere a protezione dell'area di rigore per invitarli al tiro dalla distanza. Sembrano proprio più determinati in questo secondo tempo. Ora il gol potrebbe arrivare in qualsiasi momento. Vai! Passaggio No, sbagliato, Francone deve ancora deve sgrezzarsi, Francone. Un bel ragazzo, di poco vendicativo e un po' beffardo. Peccato per Ma lui, deve il tentativo sgrezzarsi. era ottimo. E poteva segnare anche stavolta. È l'incubo Dai, di ogni Ale, difesa. resisti di questa Gli e avversari sono tentati di marcarlo a uomo. l'Europa League, d'altronde col freddo è normale, sono un po' stanchi ragazzi, una botta per tutti, fioi. Il Benevento si trova in una situazione delicata. Il tecnico è sotto accusa a causa di alcune scelte discutibili. Sembra però avere ancora la fiducia della società. Io credo che le critiche che sono state rivolte all'allenatore siano fondamentalmente giuste. L'impostazione che ha dato la difesa ha lasciato la squadra scoperta per lunghi tratti della partita e soprattutto non è stato capace di cambiare Dai, la sua ragazzuoli. tattica in corsa. Prova il filtrante. Ottimo intervento. Vedo che la difesa non sale più, non punta sul fuorigioco. E vogliono proteggersi dalle imbucate. Dai, non fioi, concedono però. profondità. Sanno che gli avversari sono bravissimi negli inserimenti e preferiscono affrontarli con prudenza. Bravissimo, Evidentemente Charmi. La tattica è questa. Ecco, ma è una tattica giusta? Secondo te fanno bene o fanno male? Ma guarda Fabio, ogni strategia ha dei pro e dei contro, non si può fare un discorso assoluto, ma considerando l'abilità di questa squadra nel gioco in profondità, credo abbiano ragione. Con questi non puoi correre rischi, si muovono benissimo senza palla e arrivano in porta in un attimo. Vai. Raman Chipsa. Dai ragazzi, per piacere, per Prova il cross in piacere. aria. Può calciare a rete. Bravissimo Charmi. Che grande parata. È incredibile che ci sia arrivato. L'Arcangelo, mamma mia, l'Arcangelo di classissima proprio. E dopo si incazza. Questo è l'Arcangelo, un drogato, basta vederlo sulle chat. L'arbitro- Mamma mia, questo è l'Arcangelo, nel bene o nel male, questo è Infatti lui. arriva. Giallo. Il Venezia ha adesso 2 giocatori ammoniti in questa gara. E ancora una volta si dimostrano solidi. Bravo in tutte le Arcangelo. zone del campo. Vai Lungo Rocco, passaggio in avanti. vai Rocco, Rocco Cobarocco, Rocco Cobarocco. Prova la conclusione. Come sta giocando bene Francone. Si è svegliato nel momento giusto della stagione, bravo Franz. Preparazione perfetta, conclusione perfetta. Mamma mia, grande Franz. Sull'1-0 Sapevo la che partita potevamo era vincerla. tensissima. Ora possono permettersi di controllarla. La mette in avanti. L'azione era partita bene, non sono riusciti ad arrivare in area però. Può andare alla conclusione e passa. Attenzione. Cerca di sfruttare lo spazio sulla fascia. Palla verso il centro dell'area e cross attraversa l'area senza esito. Ha sbagliato il tocco nel momento cruciale e ha sprecato così una grandissima occasione. I tifosi rumoreggiano, ma capita a qualunque giocatore di commettere errori banali. Peccato per lui perché questa era una potenziale occasione.
Tocco morbido. Sì, Francone ha fatto veramente un drogato da rinchiudere. Il Benevento sembra stia provando Mamma a sfruttare mia. tutta l'ampiezza del campo. Eh sì, sfruttano maggiormente le fasce, mi sembra anche a me. Già, i loro avversari finora Dai, sono però, rimasti molto Fioi. compatti. Credo che vogliano in qualche modo provare ad aprire le maglie della difesa, facendoli allargare il più possibile. Dai che perde la Lazio, vabbè, ma Ecco, perderci qua l'ultima Mencarelli sostituzione ormai, di ragazzi, è un posizione del è un mister. bluff il Era Menca, è un chiaramente in bluff. debito d'ossigeno, non poteva più continuare Pallone così. alto nello spazio. Pallone basso in aria. Ci prova. Grandissimi. Prova a giocarla dentro dalla distanza. Cerca la fondo, palla al piede. Vuole la Mamma mia profondità. come gioca bene Francone. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Prova la giocata nello Ah, spazio. peccato. Antei riesce ad allontanare. Il Benevento, a quanto pare, dovrà dire addio alla prossima Champions League. Ah beh, certo. Ma che Punto e mezzo. cazzo? Ma che cazzo? Devo dire addio alla prossima Champions League. Beh, certo, è ultimo. Raman Cipsa. L'Arcangelo. Cerca il tiro da fuori. Mamma mia, che bell'uomo che è l'Arcangelo. Tutti belli quelli della mia squadra. Belli ma rincoglioniti. Purtroppo è una prassi delle squadre come Non indiane. è stata una brutta conclusione, ma da quella distanza le probabilità di segnare sono pari a zero. Oddio. E il rinvio arriva direttamente a lui. Cerca spazio. Raman Cipsa. Palla in avanti. verso Spero che il fallo. Saranno 4 i minuti di recupero. E intanto con i panchinari o comunque i giocatori non che giocano sempre abbiamo fatto un clean sheet. Prova la giocata nello spazio. Prova a scavalcare la difesa con il pallonetto. Occhio Prova per Beppe. il tocco basso. Effettua un cross Yes! davanti ai falli. E c'è il boato del pubblico, si chiude la sfida, triplice fischio dell'arbitro. Una vittoria assolutamente Buon 2-0. Sono E scesi in adesso, campo dopo il concentrati 3-1 in su casa, tutto. stiamo molto attenti al Madrigal e la Lazio. E Mencarelli è andato a fanculo. E ciao Minca, ciao Minca, ciao Minca. Vabbè, dai, che va bene, dai, che va bene. È un buon vantaggio, mancano 10 giornate, cazzo. Ciao Zincaro. Mencarelli è proprio morto. Vabbè. Villarreal Venezia. Partita decisiva. Ai ai ai. Ok. Te lo darò ste, grazie. Grazie Arcascio, però bisogna vincere. Adesso non ci sono scuse. Apicella purtroppo è fuori forma. Ho togliere tutti e due i difensori, cazzo. No, Sidotti è stanco. No, Bartolucci mi sta dando più sicurezza in questo momento. Ma lo tengo, il resto c'è. Vai. Minchia, dove sei? Proprio la Lazio è crollata, ma era chiaro, una squadretta la Lazio. Si è comprata Mencarelli. Ci attende una grande partita. Ciao Luca Salamandra. Vai, adesso, per piacere, concentrazione massimale per l'ultima partita della live. La partita di oggi è tra Villarreal e Venezia. Benvenuti da Fabio Caressa, qui con me per il commento tecnico c'è Luca Marchegiani. Ciao Fabio e un saluto a chi ci Bisogna segue fare in un gol. casa. La partita di oggi si preannuncia interessante, speriamo che sia all'altezza delle attese. Il Venezia arriva a questa partita dopo la vittoria in casa dell'andata. Ha già la qualificazione in tasca. Stai zitto, Caressa. Stai zitto. Ultimo passaggio impreciso, poteva essere una buona opportunità. Al centro c'è sempre meno spazio, bisogna essere precisi e veloci nel passaggio. Grande Gai. Grande Gai. Grande Gai. Simon. Tenta da lontano. Prova a giocarla dentro dalla distanza. Dura questa gran difesa, neanche titolare.
Bell'anticipo, pericolo sventato. È riuscito Occhio. a passare. No! Sulla profondità. Mamma mia, grande mito. Grande parata dell'estremo difensore. Sicuramente non una parata semplice. Ricordo che il Venezia ha vinto un'Europa League, una Supercoppa Europea, quindi è una Coppa Italia. Madonna mito. Mamma mia mito. Senza troppi complimenti. Quindi prima di parlare... Va giù. cos'è? Fischiano tantissimo Cosa? il fallo. E l'arbitro indica il dischetto. No, Sarà no, rigore, sei un porco scelta. due. No, ma cosa è successo? E sono stati costretti a risolvere il problema con un fallo. Anche se non dovrebbe succedere, a volte è l'unica soluzione possibile. No, vabbè, questo non ha senso in mille stati dopo il miracolo di Mito. No, no. 1-0. Ah, speravo la classe centrale, incredibile, Mantenuti i incredibile. nervi saldi, freddissimo. Si è comportato bene sul dischetto. No, questo è di una vergogna mai vista proprio. Ed è la seconda Vaffanculo rete per lui in tutti, questa guarda. competizione. Micarelli era silente, sono andati in vano da tutto. Hanno trovato il primo gol che cambia anche gli equilibri tattici dell'incontro. Sei dura, eh. Il Dai, c'è il rumeno. Attenzione. Dai, angolo, angolo, quello che volevo, quello che volevo. Dai, 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 È dai. stata una brutta confusione, ma da quella distanza Gui. le probabilità di segnare sono meno di 0. Sicuro qui il portiere nell'intervento. Dark vuole essere addirittura ceduto. Adesso devono essere compatti, ragazzi. Michelotto ci prova, ma la fortuna di Castiglio è pazzesca. Bacca, no, vabbè, dai, è segnata. Sì, vabbè, dai, dai, dai. Movimento nello spazio. Per piacere, basta. Bartolo, Alexandro. Terence. Terence. Si incazza la bamba Terence. Queste situazioni L'abbiamo sempre sofferto fuori casa, ma giocavamo l'andata e il ritorno in casa. Quindi sapevamo cosa dovevamo fare. Carlos Bacca. Sarà durissima, ragazzi. Mamma mia, non tocchiamo più palla. No! Pericolo sventato. Bravo, Miche. C'è fallo. Vabbè. Va bene. Sì, dammi anche il rosso. Sì, Che vabbè. sa il cartellino. Giallo, è giallo. E i compagni vanno a verificare le sue condizioni. Per piacere, ragazzi, adesso concentrazione. Basta pensare alle cagate, grazie. Palla verso la porta. Bravo, Gerva. Respinta della difesa. Il rumeno. Il rumeno per veneziano deve prenderla in mano il cume la partita. Cerca di sfruttare lo spazio sulla fascia. Dai, Bole, dai, Bodelli, dai, Bodelli. Bravo, Bodelli. In aria. Terence! No, questo è sempre Non si può gol. dire certo che questo fosse un cross da manuale, anzi tutt'altro. Bravo, Gai. Bravo, Gai. Spinge in avanti, vediamo Gai, no, però così. che grande parata. Ha mostrato una gran classe, un'autentica parata d'istinto questa. Prova Carlos Bacca. La mette sulla fascia. Ha spazio sulla fascia. Occhio. E questo è fallo. Ma cos'è? Ma se sta toccando Pintus! Ma dai! No, è Rumè. No, se lo butta... No, stavo controllando... No, Dio... Si avvicina al difensore l'arbitro. No, stavo controllando Pintus, ma vai a fare in culo! Ma stavo controllando Pintus! Ma no, 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 no! Ma stavo controllando Pintus! Ma porco due, no, però! Ma dai. Diamo fastidio dopo la vittoria dell'altro anno. Pallone alto nello spazio. Sono un'impresa disperata. Cerca spazio. Vaffanculo, va. Incredibile, incredibile, incredibile. 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 Incredibile, incredibile, incredibile. Dai, che sbaro, sto controllando Pintus, Dio Cristo, dai. Ma non ho ben capito cosa sia successo. Sembra che abbia sbagliato il controllo mettendo la palla fuori. Era un'ottima occasione. Controllo Pintus e fa la scivolata Agi, ma sfumata così. dai. Passaggio in avanti. Ma dai. La squadra ha perso la testa, ragazzi. La squadra ha perso la testa.
La squadra ha perso la testa. Prova a saltare il centrocampo. E anche l'allenatore, sì, perché è inaccettabile. Un rigore inesistente, E trova bene il compagno. senza controllare i giocatori, fanno quello che vogliono, ma dai. Cioè, scusa, se va, cioè, cazzo, sono con Pintus, gli stava arrivando la palla a lui, cazzo, fa il fallo a Agi, dai. Prova il filtrante. L'allenatore si incazza da morire, veneziano, ci prova. Ma non ci credo. La palla non so come. Prova un traversone dalla tre quarti. Prova la giocata nello spazio. Prova con la palla filtrante. Si libera la grande. Sono Prova il nervoso. tiro. Ottima Bravo, la calma, parata del calma, portiere. calma, calma. Qui il portiere ha tirato giù la saracinesca. No, Mito, no. Primo tempo che si conclude dunque qui. Stanno perdendo, è vero, ma nulla è compromesso grazie al vantaggio acquisito all'andata. Dovranno tenere i nervi saldi di qui in poi. Vai. E si ricomincia a giocare. Beh, quel che è fatto è fatto. Non devono pensare al primo tempo, ma concentrarsi sui restanti 45 minuti per rimediare. Ora devono prendersi qualche rischio, attaccare con più uomini. Non hanno altra scelta. Prova a scavalcare il centrocampo con il passaggio. Palla in avanti verso il compagno. Carlos Bacca. Ottimo intervento di copertura. Riceve in ottima posizione. No. 40 metri. Carvaio. No, 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 no. No, Guy, no, Guy. Prova il filtrante. Soriano. Carlos Bacca. Cerca la profondità. No, non possiamo fare la rimonta al contrario. L'altra abbiamo vinto così l'Europa League. Non può andare sempre bene, ma non così. Non così. No! Non così, non rubanda, perché proprio l'hanno rubata la Villarreal in maniera incredibile al Madrigal. Cerca di superare la difesa con Tognin questo ci pallone prova, lungo. ma è un Poteva assedio essere un adesso. contropiede interessante questo. Peccato. Lancio lungo del portiere. E intercetta opportunamente. Era assedio. visto che l'azione era pericolosa. E l'arbitro assegna un'azione interessante. No, vabbè, no. Fallo, calcio di punizione. L'arbitro gli si avvicina, può starci il cartellino che infatti arriva. Giallo. Bravo Gerva. Cerca di mettere un pallone interessante in aria. Carlos Bacca. Ottima pressione la sua. Bravo Palla Mauri. recuperata. Il Cume prova ad andarsene. Spazio, occhio. Dai. No, non ci credo. Buon lancio. Dai, dai Terence. Buon intervento difensivo. Eyman, non ci voglio credere. Ci mette il fisico e con questo Ma no! c'è il fischio dell'arbitro e fallo. Prova il traversone. Carlos Bacca. Soriano. Vuole la profondità. Carlos Bacca la gioca a sinistra. Aia. Attenzione, se ne va. Aia, no! Buona lettura difensiva, sarà però calcio d'angolo. Bravo. Cerca la fondo. Terence. Può Terence. andare. Bravo Cerca Terence. spazio. Vai Sidoti, appena entrato Concordo e Sidoti. Vai con Concordo e Sidoti. Bravo, bravo. Cross deviato dal difensore, corner.
Devono fare molta attenzione sui calci piazzati. Questa squadra può contare su giocatori Terence, molto niente da abili nel fare. gioco aereo. Tenta la conclusione. Bravo Nasdaq, mamma mia. Stanno cercando 10 di chiudere la minuti, partita Fiori. facendo un altro gol. Soriano. Bravo maestro, no. Effettua un cross dalla tre quarti. Palla in profondità sulla fascia. Vai Mauri, roba tua, Mauri, roba tua. No, Mauri, ma calmo, Mauri, calmo. Calmo, perché regala? Abbiamo detto che si doti, così a random, tutti a random, Si è tutti a ritrovato random. nonostante il vantaggio, bravo. Oi, successo. Ma vaffanculo, mi ha dato la notifica, non ci credo. Scusate, notifica. Il Venezia deve resistere ancora qualche istante. Dai Sidoti, dai Sidoti. Prova la giocata nello spazio. Tocco morbido. Vai! Può concludere. Ma no, yoga Finisce bonito, lontanissimo non dalla ci porta. credo. Yoga mio. 87. L'arbitro non ha dubbi. Ancora, sì, dammi il rosso. Dammi il rosso. No! No, no, beh, non puoi darmi il rosso. L'arbitro va comunque a dirgli due parole. È già stato ammonito, ma continua a giocare. Vabbè, dai, che sborro, l'ho fatto niente, guarda, è faro dalla munizione. Non so. Cioè. Ciao Bartolucci. Zero falli a 8, va bene. Prova a metterla subito in aria. No. Si libera la grande. No, adesso. No, adesso. Bravo Mick. No, Mick, Dio povero! Spazio per calciare. No! C'è. Mamma mia. E non ci può arrivare. Mito, best save, segnare. Prova il No, adesso no. No. la rete. Bravo Gervasi, no, ma porco diavolissimo! Mamma L'arbitro mia. chiude qui la partita. C'era ovviamente tensione prima di questa partita perché si giocavano tutti 90 minuti. Adesso, finalmente, possono festeggiare. Luca, cosa ne pensi di questa doppia sfida? Oggi non dovevano Mamma perdere mia. e ce l'hanno fatta. La squadra ha dimostrato di sapere ottenere quello che voleva e con merito. Ai, ai, ai. Ho perso 99.000 anni. Ma la Lazio è in coppa? La Lazio? E la Lazio non c'è più. E la Lazio non c'è più. E la Lazio non c'è più. Oh, oh. Ce l'abbiamo fatta, ragazzi. La Lazio è morta. Mamma mia, Michelotto negli ultimi minuti è più un vaneggio che altro. Mamma mia, raga, ci ribecchiamo contro il Sassuolo. Mamma mia, che sofferenza biblica. Che sofferenza biblica. Che sofferenza biblica. In un inglese sempre più puro, figlio. Sì, la Lazio non ne ha vinta una stasera e noi godiamo, perché il Mencarelli è solo un bidone mongolo, è un po' piccino, ha il pipino storpio, è un uomo che è un po' rincoglionito, ale ale, ale ale. Scusate, sono andato, sono andato. Sono andato, ragazzi, cosa abbiamo fatto, cosa abbiamo rischiato anche. Raga, un saluto del comandone veneziano, veramente in un vaneggio iper mega grosso, un saluto dal Cume, amo tutti. E vi saluto con questa frase oggi. Api, grazie di essere venuto, ma nonostante tutto, Pole Mangai ha il pipino distrutto in quel di Bologna, in un atterraggio che è ancora mistero. Ciao!